Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Spettacolare irruzione notturna in un supermercato di Aci Catena, bloccate con 4 autocarri le vie d'accesso alla zona dell'assalto, ma per il pronto intervento dei carabinieri il colpo fallisce, traffico in tilt per ore. Retata in tutta Italia contro le baby gang, l'offensiva della polizia in 14 città, comprese Palermo e Catania. Arrestate 40 persone, 70 denunciate, tutte legate al mondo della criminalità giovanile. Continua lo scontro Palermo-Roma per i finanziamenti del ponte sullo Stretto tra Salvini e Schifani. Prova a gettare acqua sul fuoco la sottosegretaria Siracusano. Si allunga la lista dei no alle scorie nucleari nel Trapanese dopo i sindaci. Sici Industria promette barricate contro un'ipotesi che definisce assurda e superficiale, contrari anche i sindacati confederali. E ancora bufera nei cieli, cresce il numero dei voli cancellati o in grave ritardo e crescono le richieste di risarcimento dei passeggeri rimasti a terra. Durante le festività potrebbero arrivare a 9 milioni di euro. Porte aperte al Palazzo degli Elefanti a Catania per l'Influ Day. Vaccinazioni gratuite, senza prenotazione per tutti. Si punta a rafforzare la copertura per le persone fragili e ad alto rischio. Calcio, Catania-Sorrento a porte chiuse, divieto di trasferta a Benevento per i tifosi rossazzurri. La decisione dopo i gravi incidenti di mercoledì sera a margine della partita di Coppa Italia tra il Catania e il Pescara. Intanto domani per il Messina già campionato, a Potenza e giallorossi inseguono il terzo risultato utile consecutivo. Bentrovati, audace assalto notturno a un supermercato di Aci Catena, 4 camion rubati bloccano le strade e un escavatore entra per prelevare la cassa continua. Scattato l'allarme, irrompono i carabinieri e la banda resta a mani vuote. Tonino De Manna. La banda della spaccata colpisce ancora, anche se resta a mani vuote. Dopo l'assalto all'ufficio postale di via Pacinotti a Catania, il tentato furto ha avuto questa volta come teatro il supermercato Eurospin di via Nizzeti nella frazione di San Nicolò ad Aci Catena. Intorno alle 3 di notte i malviventi hanno tentato di asportare la cassa continua dell'hard discount usando un escavatore che vedete in queste immagini. Non appena c'è stata la manomissione è scattato l'allarme che ha allertato la centrale operativa dei carabinieri. Sul posto è arrivata una prima gazzella che per raggiungere il supermercato si è dovuta fare largo, superando anche uno sbarramento di mezzi posti al centro della carreggiata. 4 i camion rubati e collocati in punti strategici per consentire alla banda di lavorare indisturbata e al tempo stesso di rallentare le operazioni di primo intervento. Uno dei mezzi, lo vedete, è stato lasciato di traverso in via Leonardo Vigo, in territorio di Aci Castello, un altro è stato piazzato in via Nizzeti, altri invece sono stati parcheggiati ad Aci San Filippo e alla Reitana, bloccando di fatto le vie d'accesso per Aci Catena e paralizzando per gran parte della mattinata la viabilità dell'Interland. Un modus operandi che però non è servito a fermare l'intervento delle forze dell'ordine che hanno sventato l'audace furto mettendo in fuga i malviventi, sulle cui tracce adesso ci sono i carabinieri del comando provinciale di Catania. E a Palermo nelle stesse ore è entrata in azione una banda spaccavetrine. Il colpo è stato messo a segno nel negozio della Rinascente nella centralissima via Roma. I rapinatori, come vedete, dopo aver sfondato una vetrina con un'auto risultata rubata, sono riusciti a portare via, in questo caso, alcuni oggetti preziosi. Il bottino è ancora da quantificare. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona. Operazione della polizia contro le baby gang in 14 città, arrestate 40 persone, 70 denunciate, tutte legate al mondo della criminalità giovanile in 14 città italiane, comprese, dicevamo, Palermo e Catania. Manlio Viola.
L'escalation di violenza giovanile e criminalità comune continua, ma l'esercito non arriverà nelle città siciliane, a cominciare da Palermo, nonostante la richiesta avanzata dal sindaco La Galla e reiterata nei giorni scorsi. Arrivano però le operazioni di polizia coordinate a livello nazionale. Palermo e Catania sono infatti fra le 14 città italiane in cui la violenza delle baby gang impera, almeno a giudicare proprio dall'operazione condotta dalla polizia, che ha portato a 40 arresti in tutta Italia, complessivamente in 14 province. Tra i fermati circa un quarto, quindi una decina, sono minorenni. Inoltre ci sono altri 70 denunciati a piede libero, di cui un terzo minorenni. La retata riguarda il mondo dei trapper, genere musicale sempre più famoso in Italia. La trap racconta una periferia, una rivincita sociale, ma anche la violenza. Sempre più spesso sono loro stessi a rendersi protagonisti, i trapper, di episodi di violenza, e ne ispirano altri nei giovani. 500 gli agenti impegnati da Milano a Napoli, da Verona a Ravenna, da Modena a Bari e anche e soprattutto nelle città siciliane di Palermo e Catania. Tutte città dove, come Palermo e Catania, si sono registrati recenti episodi di violenza riconducibili a gruppi criminali giovanili. Sequestrate pistole, armi da taglio e tirapugni, nonché centinaia di dosi di droga e diverse somme di denaro. Ponte sullo Stretto, non si ferma lo scontro Palermo-Roma per i finanziamenti tra Schifani e Salvini. Cerca di gettare acqua sul fuoco la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento siracusano, Francesco Triolo. Tra i due litiganti c'è chi tenta di mediare, perché sul ponte sullo Stretto il botta e risposta tra il presidente della regione Renato Schifani e il vice premier Matteo Salvini continua. In mezzo c'è Matilde Siracusano, sottosegretaria in quota Forza Italia, che cerca di evitare incidenti diplomatici. Alla base di tutto ci sarebbero le elezioni europee del prossimo anno. Il clima da campagna elettorale infatti ha contaminato anche il percorso per il finanziamento dell'opera, creando fibrillazione all'interno del centrodestra nazionale siciliano. I veleni sono evidenti e non sono mancate le frecciate tra Palazzo d'Orléans e Palazzo Chigi. Ha ricominciato il governatore Schifani, che ha voluto chiarire ulteriormente come l'aumento del contributo da parte della Sicilia non fosse stato concordato. Salvini ha risposto, neanche tanto per le rime, definendo quella di Sicilia e Calabria una normale e piccola fiche per il ponte. A gettare acqua sul fuoco sono stati il ministro per la pubblica istruzione Paolo Zangrillo di Forza Italia e la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, la messinese Matilde Siracusano. Dove nasce l'equivoco? L'equivoco nasce da un emendamento del governo alla legge di bilancio che aumenta di 300 milioni lo stanziamento della Sicilia, che era stato preventivato dal presidente Schifani. Io credo che tutto questo possa essere superato attraverso la stesura dell'accordo di coesione che verrà negoziato con il ministro Fitto, accordo di coesione che servirà a decidere stabilire tutti i progetti finanziabili col Fondo di Sviluppo e Coesione per la Sicilia nel ciclo di programmazione 21-27. Alla Sicilia aspettano più di 6 miliardi di euro. Scorie radioattive nel Trapanese, anche Sicindustria Trapani alza le barricate. Il presidente Pellegrino parla di ipotesi assurda e superficiale. Giusy Lazzara. No alle scorie radioattive in Sicilia, anche Sicindustria Trapani non ci sta ed è pronta alle barricate. 2 i siti siciliani ritenuti idonei a ospitare il deposito di scorie nucleari, nella frazione di Fulgatore nel comune di Trapani e a Calatafimi Segesta. Riteniamo che sia un'ipotesi inaccettabile e che poggi su una valutazione assolutamente superficiale di quelle che sono le condizioni che permettono la realizzazione di tale deposito. Rispetto a quelle eventualità noi siamo davvero disposti a fare le barricate e ci stiamo già muovendo di concerto con gli altri rappresentanti del territorio affinché si possa raggiungere l'obiettivo di vedere stralciati i siti siciliani e quindi trapanesi dai territori possibili destinatari di questo deposito. L'area del deposito di 110 ettari potrà contenere 78.000 metri cubi di rifiuti radioattivi che solo dopo 300 anni saranno smaltiti. Se dovesse accadere quello che si paventa, insomma, è chiaro che verrebbero tagliate le gambe, ogni residua possibilità di risalita economica del nostro territorio. Ieri a protestare per prime le amministrazioni comunali. Il sindaco di Trapani, Tranchida, non si dà pace e ribadisce che era stato presentato nel 2021 un documento che aveva avuto anche il parere favorevole della regione nel dire no al sito. È sempre bufera nei cieli, cresce il numero dei voli cancellati o in grave ritardo e crescono anche le richieste di risarcimento dei passeggeri rimasti a terra.
Non solo voli quindi estremamente cari, ma anche servizi che non funzionano e che durante le festività potrebbero portare a richieste di risarcimento per 9 milioni di euro. Manlio Viola. Non solo voli estremamente cari, tanto da indurre a rinunciare al viaggio, ma anche servizi scadenti e troppo spesso ritardi e passeggeri che restano a terra. È quanto emerge dallo studio di Italia Rimborso, che si occupa di assistere proprio i passeggeri per ottenere i risarcimenti stabiliti dalla carta del viaggiatore. Secondo gli esperti ammontano a 9 milioni di euro le possibili richieste di risarcimento per ritardi o cancellazioni di voli aerei o per via dei disservizi previsti durante queste festività natalizie. Un trend certamente in crescita nell'ultimo periodo è destinato ad aumentare nelle prossime ore con l'aumento del flusso dei passeggeri in volo. Basti pensare che nei primi 14 giorni di dicembre i disagi aerei denunciati equivalgono a quelli riscontrati nell'intero mese di novembre. Nella maggior parte dei casi le responsabilità ricadono proprio sulle compagnie aeree. Per questo i passeggeri si possono rifare grazie al regolamento europeo, ottenendo una compensazione pecuniaria che oscilla fra i 250 e i 600 euro. Una sorta di risarcimento richiedibile se il volo in ritardo supera le 3 ore o se il volo viene cancellato con un preavviso inferiore ai 14 giorni. Giornalmente, afferma Felice D'Angelo, CEO di Italia Rimborso, veniamo contattati da passeggeri che denunciano un disservizio aereo. Prevediamo 9 milioni di euro richiedibili di risarcimento per i viaggiatori e per le imminenti festività, senza tener conto dei disservizi già registrati nella prima metà di dicembre. Catania, porte aperte al Palazzo degli Elefanti per l'Influ Day, vaccinazioni gratuite e senza prenotazioni per tutti. Si punta a rafforzare la copertura per le persone fragili, ad alto rischio, ma c'è chi non crede sia necessario. Desiree Ferlito. Palazzo degli Elefanti apre le porte alla campagna vaccinale. Grazie all'ASP di Catania, l'amministrazione Trentino ha messo a disposizione i locali dell'URP, ufficio relazioni con il pubblico, per un open day per la vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid gratuita e aperta a tutti, senza alcuna prenotazione, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la copertura vaccinale per le persone più fragili e ad alto rischio. Confermata anche quest'anno la possibilità della cosomministrazione in contemporanea dei 2 sieri. Doppio vaccino oggi. Doppio vaccino oggi. Volevo farlo e l'ho fatto, assolutamente. Sono convinta della bontà della vaccinazione, assolutamente. Mi è sembrata un'ottima opportunità questa e dell'Open Day vaccinale. In realtà l'ho proposto a molti coetanei che sembrano però scettici. Di regola non faccio il vaccino influenzale perché grazie a Dio sono abbastanza forte. Lo farete? Che ne pensate? Penso che a quest'età se ne possa anche fare a meno. Poi magari per una persona un po' più grande la cosa cambia. L'immunizzazione contro l'influenza, lo ricordiamo, consente non solo di prevenire le forme gravi e complicate del virus stagionale, ma permette anche di ridurre la mortalità prematura nelle fasce più fragili della popolazione. E reputo che sia opportuno e giusto che un po' tutti, specie i soggetti fragili, categoria alla quale purtroppo appartengo, si evitano di andare incontro poi a problemi ben più seri e gravi. Ecco. Mi sto convincendo che sarebbe necessario, vista l'influenza che c'è in arrivo, mi cautelo. Può essere eseguita presso gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oltre che presso gli ambulatori vaccinali dell'ASP di Catania, previa prenotazione online. Torna appuntamento con il sindaco più tardi alle 14.30 su Telecolor. Sarà nostro ospite, come solitamente il venerdì, il primo cittadino di Catania Trentino. Per le vostre domande, segnalazioni, contestazioni potete scrivere al WhatsApp 342 74 55 005 oppure mandare una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, Sicilia24Focus, @telecolor.it. Vi aspettiamo ad appuntamento con il sindaco oggi su Telecolor alle 14.30. Gela, case invase dalla muffa e dall'umidità, ratti e parassiti che scorrazzano liberamente, muri che cadono a pezzi e rifiuti che invadono gli spazi comuni. Le palazzine popolari dello IACP nel quartiere Santa Lucia, l'ex Bronx gelese, costrette al più completo degrado. GR Italia.
Il caso dello stabile di Via Arica, nel blocco di Casermoni a ovest del quartiere Santa Lucia, è emblematico del degrado in cui versano da anni le palazzine popolari dell'ex Bronx gelese, dove i casermoni dello IACP ospitano circa 500 famiglie. La struttura è fatiscente, dentro e fuori. L'impianto fognario è un colabrodo e riversa liquami dentro gli appartamenti e l'impianto elettrico comune non funziona perché i ratti hanno rosicchiato i cavi, lasciando al buio le case. Gli ultimi lavori effettuati dallo IACP risalgono al 2007 e da allora tutto è rimasto nel più completo abbandono, come ci racconta Giovanna, una degli inquilini. La luce è stato l'ultimo colmo. I preventivi che ci fanno sono 10.000 euro, ma qua le persone sono tutte con una piccola pensione che neanche la superano più. Secondo me, o che ci aiutano o che ci danno un altro palazzo, perché questo palazzo è tutto da ristrutturare. Ci avventuriamo per le scale. In uno degli appartamenti ci accolgono Salvatore e la moglie Anna, invalida. Erosi dalla muffa e a causa dell'incuria oltredecennale, i muri degli appartamenti si stanno lentamente sgretolando. Dei calcinacci rischiano di crollare da un momento all'altro. Può crollare tutto il palazzo, perché essendo che c'è umidità e atturazione dei fogni, dei cose, con l'umidità può cadere tutto. Vorremmo scacciato. E a pochi metri dallo stabile un ecomostro che ormai è una vera e propria bomba ecologica. Le macerie delle 3 palazzine popolari di via Rio de Janeiro, abbattute 10 anni fa e mai rimosse a causa di un contenzioso tra lo IACP e la ditta incaricata. L'area adesso è un'enorme discarica a cielo aperto. Una situazione generale di precarietà e degrado che finora ha trovato il totale disinteresse dell'Istituto Case Popolari, come ci spiega Isi Delicata, rappresentante del Sunia. A oggi abbiamo inquilini che da più di 3 anni aspettano una sostituzione di un sanitario che perde, persone disabili che si fanno la doccia a casa di altri inquilini perché hanno i bagni fuori uso. Quindi non è che chiedono chissà che cosa, chiedono di vivere una vita normale. La musica suonata dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Angelo Musco di Librino ha accompagnato l'appuntamento a Catania voluto dal questore Bellassai in piazza Federico di Svevia con Questo non è amore, la campagna della polizia di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Davanti al Castello Ursino, come vedete, insieme ai musicisti, il camper degli agenti con uno stand per ricevere studenti e cittadini e divulgare messaggi per incoraggiare alla denuncia le vittime, perché nessuna donna subisca più violenze fisiche o psicologiche. Facciamo una breve pausa. Fra poco per il calcio la stangata sul Catania dopo gli incidenti di mercoledì sera fuori dallo stadio. A porte chiuse Catania-Sorrento di lunedì, divieto di trasferta per i tifosi rossazzurri a Benevento. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse. La decisione è arrivata dall'Osservatorio sulle manifestazioni sportive e non è l'unico provvedimento. Mentre la squadra prepara il posticipo, il presidente Pelligra è in città per parlare di mercato. Francesco Triolo. Catania-Sorrento si giocherà a porte chiuse, è la decisione dell'Osservatorio sulle manifestazioni sportive che ha dato indicazione alle autorità del territorio, prefettura e questura, di disporre il divieto di apertura del Massimino per la gara in programma lunedì sera alle 20:45. Una decisione che nelle ultime ore sembrava quasi attesa dopo i gravi incidenti che si sono verificati mercoledì sera a margine della partita di Coppa Italia tra Catania e Pescara. Per quegli scontri, dove sono rimasti feriti diversi agenti delle forze dell'ordine con prognosi di 15 giorni, sono stati arrestati 2 ultras del Catania. Ma non è l'unico provvedimento preso, ai tifosi rossazzurri sarà vietata anche la trasferta a Benevento. Una decisione, quella del Camps, quasi prevedibile dopo quanto accaduto e che penalizza tutta la città e la parte buona della tifoseria. Senza tifosi la squadra di Lucarelli prepara la gara contro il Sorrento, in cui i rossazzurri vogliono tornare alla vittoria in campionato riscattando la sconfitta nel derby di Messina. Intanto in queste ore il presidente Pelligra è in città e sta effettuando un ampio giro d'orizzonti per programmare il 2024. In particolare si sta parlando di mercato sia in uscita che soprattutto in entrata, dove si prevedono 6 o 7 nuovi innesti. Insomma, prima devono essere piazzati i giocatori che non fanno parte del progetto e nel contempo saranno colmate le caselle vuote. Tra le uscite ci sono quelle di Sarao verso il Trapani, Livieri che potrebbe tornare al Pisa, mentre per Dubicas c'è l'ipotesi Juve Stabia.
Domani pomeriggio impegno a Potenza per il Messina in uno dei 2 anticipi della 17ª giornata del campionato di Serie C. Giallorossi alla ricerca del terzo risultato utile consecutivo dopo le ultime 2 vittorie. Sergio Colosi. Tra vittorie e scaramanzie di giugno a novembre e rilancio di dicembre, il Messina cerca continuità e identità nella trasferta di Potenza, divenuta scontro diretto per la salvezza per i demeriti dei lucani, costruiti con altri obiettivi. Giacomo Modica prosegue il personale silenzio stampa, privilegiando i fatti del campo alle parole davanti alle telecamere. Le vittorie contro Monterosi e Catania, figlie anche di episodi, gli danno ragione, ma il tecnico di Mazzara attende ulteriori progressi contro un Potenza in forte crisi. Dopo 2 esoneri, prima di Alberto Colombo e poi di Franco Lerda, scartato anche Giuseppe Raffaele in attesa della terza scelta, panchina rossoblù al vice Pietro De Giorgio, alla terza presenza in stagione. Tifoseria in contestazione con la società e quadro completato dall'assenza del bomber Caturano, ex giallorosso. Numeri e stati d'animo di quella che potrebbe sembrare un'occasione da cogliere al volo, ma il Messina non è squadra da fare progetti, avendo abituato i tifosi a continue sorprese. Torna disponibile Polito, Modica però potrebbe confermare l'11 di sabato scorso oppure inserirlo a destra in difesa con Zunno in attacco per rispettare la regola degli under tanto cara al presidente Sciotto e premiarlo per la mezz'ora contro il Catania. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento è come al solito alle 20, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.